veramente solo alcune idee sintetiche che aiutino anche a far sintesi, a comprendere. È difficile comprendere un pontificato così articolato, no? E noi l'abbiamo intuito dai primi passi di Papa Francesco e ne abbiamo conferma dopo ormai più di 10 anni. Faccio sintesi pensando un po' come ha fatto Franco poco fa all'esperienza di organizzazione della giornata del Papa a Cagliari. Io 10 anni fa mi occupai in modo particolare degli aspetti comunicativi, della sala stampa e dell'organizzazione dell'incontro con il mondo del lavoro. E soprattutto per quanto riguarda questo aspetto, mi piace sottolineare un elemento che in qualche modo è emerso nel nostro dialogo, nelle nostre testimonianze, che è quello di fare i conti con un Papa che non ha filtri e di fronte al quale inizialmente, anche per certi aspetti organizzativi, abbiamo usato dei filtri. Andrea Tornielli ricordava l'intervento del cassintegrato della Green Island. Quegli interventi furono preparati dalle persone, non glieli abbiamo dettati, no? Però chiaramente come un signor Miglio abbiamo poi fatto il punto, ci siamo fatti dare i testi, li abbiamo un pochino rivisti. Per carità non c'è stata censura, ma alcuni passaggi che ci sembravano forti, che sembravano essere forse un po' eccessivi, li abbiamo rivisti. Tra questi appunto alcuni passaggi dell'amico della Green Island. Chiaramente quando li abbiamo restituiti, ognuno quando, come dire, si tocca il proprio prodotto prova un certo sentimento, talvolta anche risentimento. Il rappresentante della Green Island chiaramente ci rimase un po' male, perché Monsignor Miglio mi disse: ma cosa dici, questa parte dovevamo poi consegnarli, perché quei testi vanno consegnati anticipatamente. È un po' come fece il Papa, anche l'operaio della Green Island andò a braccio, quindi quelle ultime affermazioni non c'erano. E anch'io penso che proprio quell'elemento di spontaneità generò da parte del Papa la sua spontaneità e quindi iniziò con il testo pronto e andò avanti invece improvvisando. La mattina dopo quell'operaio mi chiamò per chiedermi scusa perché aveva osato andare oltre il testo. Come è stato importante quella mancanza di filtro che invece noi forse abbiamo tentato di mettergli. Ecco, uno degli aspetti che Papa Francesco ci ha insegnato fin da, possiamo dire, dai primi momenti vissuti come pontefice. Appunto abbiamo citato Lampedusa, abbiamo citato Rio de Janeiro in modo particolare, è proprio quello della libertà del cuore che genera immediatamente relazione. E questo è un aspetto fondamentale per il quale Papa Francesco viene accolto positivamente, viene recepito come uno di noi, no? Ha abbattuto le distanze. Un altro aspetto che vorrei sottolineare è che appunto il viaggio del Papa a Cagliari, la visita del Papa a Cagliari è già emerso, ma lo riprendo per un concetto particolare, fu un'occasione per anticipare, l'abbiamo capito però questo dopo, l'abbiamo capito il 24 di novembre, data in cui viene pubblicata l'Evangelii Gaudium. Abbiamo capito che lui trasudava di Evangelii Gaudium in tutto il viaggio. Cioè aveva bisogno di incominciare a cedere qualcosa che lui aveva elaborato in quell'estate. Ricorderete che quell'estate
il Papa non la trascorse come i suoi predecessori a Castel Gandolfo, ma lavorò alacremente, ha interrotto le udienze del mercoledì, la maggior parte degli impegni, e lavorò su quella esortazione apostolica post-sinodale. E secondo me, lo dico anche come già direttore della pastorale sociale diocesana e regionale, il capitolo 4 è il cuore di quel documento, che lo rende anche un documento di dottrina sociale, la dimensione sociale dell'evangelizzazione, là dove dice che lo stesso cherigma, il primo annuncio, porta con sé una ineludibile dimensione sociale, una irrinunciabile dimensione sociale. Quasi a dire, non c'è annuncio vero del Vangelo che poi non abbia una ricaduta nella vita delle persone, nella vita della società. Ecco, da questo punto di vista il Papa ci ha dato un esempio in tutti gli interventi di cosa significhi fare pastorale sociale, fare pastorale del lavoro e farla nella prospettiva del Vangelo. Io ho sempre avuto la tentazione di definire il pellegrinaggio di Papa Francesco a Cagliari più che una visita pastorale, una visita sociale, e quanto è emerso negli interventi odierni lo conferma. Se ricordiamo la visita di Papa Francesco, la ricordiamo soprattutto per la dimensione sociale che ha avuto. Un aspetto molto emblematico. I suoi predecessori in cattedrale chi hanno incontrato, in modo particolare Giovanni Paolo II e Benedetto XVI? I preti, le suore, i sacerdoti e i seminaristi. Papa Francesco in cattedrale ha incontrato il mondo delle povertà, da tutti i punti di vista. Nel cuore, possiamo dire, della diocesi ha portato il cuore delle sofferenze. Ed è interessante questo, perché ci dà un'idea molto evangelica, potremmo dire molto cristiana, nel senso che ha preso Cristo come modello, di un Papa che si immischia dentro le dinamiche di limite dell'uomo, di ogni singolo uomo e della società. Voglio dire, se ritorniamo all'incontro del mondo del lavoro, no? A proposito di paura di entrare nelle pieghe, nel contatto con il mondo sofferente del lavoro in quel caso, abbiamo portato a identificazione con la Digos per quell'incontro circa 6.000 persone, una per una. La paura, no? Forse, sì, numeri enormi, è stato un lavoro estenuante per noi che abbiamo organizzato, che però svela il fatto che ci sono delle paure dentro determinate dinamiche sociali, dentro determinate situazioni. Ebbene, il Papa ha sfidato proprio questo. Paradossalmente, lui si è messo in gioco e ha avuto meno paura di noi. È vero, c'è un sistema di sicurezza che va salvaguardato, però è un elemento che io ritengo simbolicamente molto, molto importante. Un ultimo pensiero lo voglio esprimere a proposito dell'aspetto comunicativo. Insomma, abbiamo organizzato come realtà giornalistica questo momento di riflessione. Sono stati accreditati circa 700 operatori. La sala stampa della visita di Francesco a Cagliari ha comportato l'accreditamento di 700 operatori tra giornalisti e staff tecnici. Certo, poi ci sono i numeri enormi, penso fossero una 70 soltanto per la messa bonaria. Va bene, quindi parliamo di cifre enormi. Ci fu un'attenzione in quel momento
spropositata, con tanti accreditamenti di testate dall'estero, soprattutto dall'America Latina, sono venuti apposta a Cagliari. E l'incontro odierno, da un punto di vista giornalistico, ci dice che non basta raccontare il momento dell'evento e che c'è tanto, no, ancora da recuperare, da cogliere, da strizzare. Dopo 10 anni si è parlato di questo momento come la celebrazione di un decennale. E più che la celebrazione sa molto di fissazione di un momento, di un ricordo di qualcosa situata nel passato. Mi pare importante invece ritornare anche giornalisticamente, un po' lo stiamo facendo noi oggi, a quel momento per riproporlo alla luce del cammino fatto e ancora di più alla luce del cammino, come abbiamo capito, Nicola ha insistito, che ci rimane da fare, che è ancora lì di fronte a noi deve compiersi. Allora, a questo proposito, un concetto caro a Francesco, che non è emerso, ma che tutti conosciamo. Papa Francesco più volte ha parlato dei problemi e della possibilità di affrontarli, non per risolverli immediatamente, ma per creare dei processi, per creare dei percorsi. Questa è una responsabilità enorme ed è una grande intuizione, perché noi vediamo il problema e immediatamente vorremmo dare una risposta. Invece c'è l'idea del cammino, c'è l'idea del percorso, c'è l'idea della gradualità, della capacità di attendere, di accettare anche il momento in cui dopo aver faticato devi un attimo fermarti e rielaborare, magari trovare altre vie, altri percorsi. Questo è importante. Papa Francesco ha da subito nel suo pontificato accennato a questo approccio, che è un approccio non solo pastorale, ma anche personale, perché immagino che avendo iniziato il pontificato, possiamo dire in un'età sfavorevole, no? Forse non avrebbe nemmeno immaginato di fare così, no? Con tutta questa grinta che ci sta mettendo, ne parlavamo anche stamattina con Andrea Tornielli, e arrivare a 87 anni a fare ciò che i suoi predecessori negli ultimi 70 anni non hanno fatto, a parità di età e anzi lui oltre quell'età. Quindi fin dall'inizio era consapevole che quantomeno in una possibile brevità del pontificato bisognava dare inizio a percorsi. Ma non è che forse il mandato, anche da un punto di vista comunicativo, che oggi riceviamo, sia anche questo per ciascuno di noi? Buona serata.